Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. Le imprese del Friuli Venezia Giulia sono pronte ad assumere fino ad ottobre oltre 26.000 addetti, ma le difficoltà di reperimento delle figure cercate dalle imprese si mantiene elevata, si attesta a quasi il 46%, il 28% di queste per mancanza di candidati. Questa difficoltà è da ricercarsi nella diminuzione degli iscritti alle scuole e corsi di laurea tecnici e di ingegneria, un tema sottolineato questa mattina nel corso dell'evento MIZ Day dalla Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Sentiamo. L'Università di Udine ha molti studenti in meno come iscritti, perché parliamo di circa un 15% in meno, ma il dato ancora più allarmante e forse inaspettato, perché vista la curva della natalità ci aspettiamo anche che ci sia una riduzione di studenti, ma il dato più allarmante è che c'è una riduzione di quasi il 40% delle materie STEM. E allora ci chiediamo com'è possibile, stiamo sbagliando qualcosa. È evidente che la normativa, che il governo finalmente sta cercando di venirci dietro con il PNRR, con i fondi messi a disposizione, con le dichiarazioni del nostro primo ministro Draghi che ci fanno assolutamente ben sperare, e anche con l'università che si sta finalmente rendendo conto che deve esserci una sinergia sempre più forte fra l'ITS e essa stessa, altrimenti se diventa una competizione già la risorsa primaria, che siete proprio voi ragazzi studenti, è scarsa, quindi sarebbe davvero una competizione fra poveri. Dobbiamo migliorare l'orientamento di voi ragazzi, l'orientamento dei vostri insegnanti, che devono essere sempre più consapevoli di cosa significa consigliarvi, e l'orientamento delle vostre famiglie. E oggi è stata celebrata la seconda edizione del MIZ Day e da 10 anni l'Istituto Tecnico Superiore ha garantito al sistema produttivo 599 diplomati grazie all'alta formazione in aula e nelle imprese. Contemporaneamente la Regione negli ultimi 3 anni ha raddoppiato il numero di corsi destinati ai diplomati che in alternativa all'università scelgono un percorso tecnico di altissima specializzazione. Sentiamo. In una fase di forte evoluzione dell'industria manifatturiera verso la frontiera del 4.0 diventa sempre più centrale la ricerca di figure altamente specializzate, soprattutto nei comparti ad alto contenuto tecnologico. La risposta a questo fabbisogno vera è garantita dal MIZ, che da 10 anni, con i suoi 599 diplomati, fornisce al sistema produttivo l'alta formazione alle competenze specifiche dei tecnici superiori nei settori strategici della manifattura Made in Italy. Oggi, nella sede di Confindustria Udine, in occasione della seconda edizione dell'evento MIZ Day, i neodiplomati e le imprese hanno testimoniato le esperienze vissute in aula e nelle imprese. Una sfida che anche la Regione ha saputo raccogliere in questi anni. Negli ultimi 3 anni ha praticamente raddoppiato i fondi messi a disposizione del sistema della formazione tecnica superiore, perché crede da ben prima che questa diventasse una priorità del PNR in questo sistema, crede soprattutto nel raccordo fondamentale che va a valorizzare il capitale umano e che va a valorizzare il territorio nel quale il nostro contesto produttivo è inserito. Per avvicinare sempre più gli istituti tecnici superiori e l'università al mondo del lavoro è partito anche il progetto di apprendimento Piattaforma MIZ. Allora, la piattaforma MIZ è uno strumento che è messo a disposizione degli studenti del MIZ per affrontare gli esami che non sono inclusi nel percorso di formazione del MIZ stesso, o esami universitari che consentono poi di arrivare alla laurea triennale. Quindi sono studenti che arrivano da una formazione esperienziale, quella dell'ITS, che potranno poi accedere a queste materie affiancando, diciamo, la formazione tradizionale dell'università con degli strumenti totalmente nuovi. Presente al MIZ Day anche il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, che si è soffermato a parlare del tema Green Pass e vaccini. Sentiamo il suo parere. Presidente, sulla questione del Green Pass, non solo per il pubblico ma anche per il privato. Ma credo che la cosa più semplice, che ci dovrebbe essere un messaggio forte, chiaro, che bisogna vaccinarsi, e bisogna vaccinarsi, punto. Noi abbiamo avuto una persona da noi che lavora negli uffici, che questa signora non vuole
non ritiene vaccinarsi, va bene, sono affari suoi, può deciderlo, però è andata in giro e ha contagiato i suoi colleghi a destra e a sinistra, è una cosa seria quella lì. L'obbligatorietà. Obbligatorietà è una parola, ma lì bisogna decidere. Se lei fa un danno perché ha deciso di fare così, cosa paga? Paga l'ospedale, paga le cure, paga a me che mi mette a casa per 40 giorni, insomma qualche cosa. È un problema, no? È un problema serio questo qui. Se gli specialisti se decidono che è opportuno vaccinarsi, e lo sarà annualmente, credo io, basta, facciamolo. E allora diamo uno sguardo all'emergenza, ai numeri dell'emergenza sanitaria. Oggi si sono registrati in totale 128 casi in Friuli Venezia Giulia, su 4.214 tamponi molecolari sono stati rilevati 118 nuovi contagi, tra cui 2 migranti richiedenti asilo nell'area triestina e altrettanti nell'area isontina, con una percentuale di positività del 2,8%. Sono inoltre 6.088 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 10 casi, 0,16%. Nella giornata odierna si registra il decesso di una paziente 96enne ricoverata a Pordenone, scendono a 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, scendono a 44 gli ospitalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di 5 dipendenti. E c'è una svolta nella vicenda del dottor Marco Biscaro, il medico di base di Sacile, sospeso dall'azienda sanitaria del Friuli occidentale perché non vaccinato. Una decisione che aveva costretto 1.300 assistiti a rivolgersi a un altro medico e che il dottor Biscaro aveva contestato fin dal primo momento. Sentiamo. Tornerà in servizio lunedì prossimo nel suo ambulatorio di Sacile Marco Biscaro, il medico di base sospeso nelle settimane scorse dall'ordine professionale e dall'ASFO, l'azienda sanitaria del Friuli occidentale, per non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi al vaccino anti-Covid. Una decisione che il dottor Biscaro, insieme ai suoi legali, ha sempre ritenuto illegittima, dal momento che fin dall'inizio, questa è la sua tesi, aveva presentato un certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale, così come prevede la legge. Per sostenere le sue ragioni, tramite il suo legale, l'avvocato Giovanna Augusta De Manzano, Biscaro ha presentato 2 lettere in autotutela. La svolta nella vicenda, che aveva costretto 1.300 pazienti di Sacile a rivolgersi ad altri medici di base, è arrivata questa mattina. Con una PEC a Biscaro è stata comunicata la decisione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASFO che egli non rientra fra i soggetti non inosservanti dell'obbligo, per cui è stato reintegrato a partire già dal 30 agosto scorso. La decisione è stata commentata dall'avvocato De Manzano, che fa parte del coordinamento di avvocati di Trieste, che affermano di battersi per la tutela della libertà vaccinale e per la salvaguardia delle libertà costituzionali. Biscaro, ha detto il legale, ha subito danni gravi e rilevanti non solo sul piano economico, danni, ha concluso, che impongono ora tutela civile e penale. Continuano le vaccinazioni a Udine al Friuli Doc, c'è chi ha scelto di sottoporsi alla profilassi per avere il Green Pass, chi invece, lo sentirete in vacanza dalla Calabria, in visita alla Kermesse, ha unito l'utile al dilettevole. Arianna Simeoni, referente del punto di vaccinazioni, qui a Friuli Doc, Sala Iace, come sta andando in questi 2 giorni? Abbastanza bene, diciamo che l'affluenza delle persone è buona, ieri si sono presentati una 50ina di persone, quindi diciamo abbastanza bene. Oggi siamo partiti bene, abbiamo già avuto 10 persone in 10 minuti, quindi direi che il trend è abbastanza buono. Insomma, passavo di qua, dovevo farlo, ho visto il centro, ho detto boh, passo di qua e avanti. E sono stato di ristorazione, quindi sono stato chiuso molti mesi e mi auguro, ecco, di non tornare a dover chiudere. Ha avuto un effetto il Green Pass sulla sua scelta? Sì, certo. Noi non siamo friulani, siamo calabresi, quindi mi trovavo qua e ho deciso, dovevo aspettare il giorno 20, invece lo fa. Ho abbinato la visita Anticipato di 10 giorni, sì, perché ho letto che c'era la possibilità di farlo qua.
La cronaca: è morto stamattina a Trieste Pier Giorgio Lucarini, presidente di TPL FVG, la società consortile che riunisce le aziende di trasporto pubblico del Friuli Venezia Giulia. Aveva 74 anni. Lucarini è stato per 2 legislature capo della segreteria della giunta regionale quando era presieduta da Adriano Biasutti. Dal 1981 al 1994 è stato ai vertici della Cassa di risparmio di Trieste, con incarichi negli organismi nazionali degli istituti di credito come l'Associazione Bancaria Italiana e l'Istituto delle Casse di Risparmio. Intervento invece nella mattinata di oggi dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova in un fondo privato di Cortona di Ruda, dove sono stati segnalati movimenti sospetti di persone provenire da un campo. Immediato l'intervento dei militari dell'Arma, che hanno trovato sul posto una cinquantina di giovani provenienti da tutto il Triveneto, pronti ad avviare festeggiamenti non autorizzati. Il proprietario del fondo si è detto estraneo a questo tipo di eventi. I carabinieri hanno sequestrato gli impianti acustici da utilizzare per la festa illegale. Non è stata violata alcuna norma anti-Covid, ma di fatto l'evento, ovvero un rave party, è stato bloccato sul nascere. Sono stati invece identificati gli autori del rogo che ha bruciato 5 cipressi secolari e 3 palme nel Parco della Rimembranza di Monfalcone. Si tratta di 2 minorenni di circa 14 anni. Il sistema di videosorveglianza posizionato a Panzano ha permesso di dare un volto agli ignoti che giovedì scorso hanno appiccato il fuoco nella zona della Marcelliana. A identificare gli autori è stata la Polizia di Stato. Le indagini sono ancora in corso di svolgimento. Voltiamo pagina. Presentata oggi la nuova stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la 25esima, una ripartenza con grandi dubbi riguardanti i posti a sedere, solamente 500 su 1200 totali per il rispetto delle norme anti-Covid, trattative in corso per poter riaprire il tutto, altrimenti, dice il presidente Nistri, è impossibile concludere la stagione in positivo con i bilanci. 25esima stagione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, quali sono le novità, Presidente Nistri? La novità è che noi, per onorare questa stagione, abbiamo pensato e progettato una stagione normale ma ricca, cioè una stagione che già oggi è programmata fino a maggio del prossimo anno. La nostra stagione comincerà formalmente l'8 ottobre con La Bottega del Caffè, Michele Placido, grande attore. Ce n'è per tutti i gusti, quindi chiunque ami il teatro può scegliere e farsi anche degli abbinamenti programmandosi lui una sua stagione personale. E ovviamente abbiamo questo grosso handicap ancora, che tutti i locali di spettacolo possono funzionare fino a un massimo del 50% della loro capienza. Per noi anche di meno, perché non abbiamo più di 500 posti disponibili. Noi vorremmo, anche perché i locali sono sicuri, sono sanificati, ci sono tutte le regole, noi chiederemmo, si sta già facendo qualcosa in senso nazionale, la piena capienza del teatro. È stata celebrata nell'auditorium del villaggio Bella Italia a Lignano Sabedoro la cerimonia per il 75esimo anniversario di EFA Fondazione. L'ente, come ha sottolineato il presidente Giancarlo Cruder, non è un'impresa turistica o immobiliare, non è un'organizzazione filantropica, ma è lo strumento che, seguendo il principio di sussidiarietà, sempre a fianco delle istituzioni e grazie al sostanzioso contributo dell'amministrazione regionale, ha potuto incidere nel tessuto sociale e nella storia del Friuli, accogliendo decine di migliaia di persone, anticipando il fenomeno del turismo sociale con le colonie marine e montane. Sono Linda Meneghin dell'Ipsia di Brugnera e Rachel Tamuz, liceo linguistico dell'Istituto Bertoni di Udine, ad aggiudicarsi la 4ª edizione del premio Fondazione Friuli Scuole, assegnato dalla Fondazione Friuli in collaborazione con l'Associazione Friuli Storia. Il tema dell'edizione 2021 era Giovani storici, raccontare il passato all'alba del XXI secolo. A stabilire i vincitori è stata la giuria presieduta dal professor Andrea Zannini e composta dalla professoressa Liviana Covre e dal professor Tommaso Piffer. Chiudiamo con lo sport. L'Udinese torna in campo con lo Spezia. Attenzione, avverte Gotti, perché è una squadra aggressiva. Nel frattempo è la prima assoluta domani sera per Rastelli sulla panchina del Pordenone. Sentiamo entrambi. Mi aspetto un avversario molto aggressivo,
Tiago Motta ha sempre dato dimostrazione di grande coerenza concettuale e quindi del cercare di permettersi il maggior numero di giocatori di qualità. È una squadra comunque sempre propositiva. Da Molina a Pero mi auguro che già da domani mattina sia arruolabile per la partita. Le prime 2 giornate sono state sicuramente al di sotto delle aspettative, ma anche delle prestazioni anche individuali, quindi da parte di tutto il gruppo c'è questa consapevolezza che insomma da domani le prestazioni devono essere di un altro tenore. Il valore del Parma è evidente, è altissimo, anche fuori categoria probabilmente. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, però naturalmente noi dobbiamo iniziare a far punti e la Serie B ha dimostrato che i punti li puoi fare contro chiunque. Non ci sono altre notizie, a me non resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata. Arrivederci.